sarà andato. Non sappiamo ancora niente, potremo saperlo tipo stasera o domani. Il risultato era scritto. Speriamo stasera. E niente, sinceramente non ho aspettative perché poteva andare molto peggio ma anche molto meglio, quindi Sì, lo sembra una scopriremo. valutazione adeguata. Lo scopriremo, ve lo farò sapere. Eccoci. Ora ci cambiamo e usciamo. Adesso stiamo uscendo perché dobbiamo andare a fare la spesa, quindi andiamo. Abbiamo preso un bel po' di roba perché a casa non c'è veramente più niente. Eccoci qua, spesa fatta, super bustoni. Ora sistemiamo e usciamo in centro. Siamo in centro, ci stiamo dirigendo verso il sushi perché abbiamo tantissima fame e sinceramente dobbiamo premiarci per questo esame che non sappiamo neanche se abbiamo passato. Vabbè, ci premiamo per quelli che sappiamo di aver passato e soprattutto non andiamo al sushi da 2 mesi. Quindi meritato. Comunque viviamo a Milano da un paio di mesi e stiamo scoprendo una parte di Milano che non sembra Milano. Cioè, tipo questa via mai vista, però cioè non sembriamo a Milano. Dillo anche tu. Bellissima. Strabella, guardate. Eccoci, praticamente me lo sto già mangiando solo da fuori. Siamo pronti per ordinare. Raga, finalmente. Madonna, non vedo l'ora. Abbiamo finito di mangiare, adesso stiamo andando di nuovo in centro perché ci incontreremo con delle nostre amiche. Sempre per festeggiare l'esame che non sappiamo se abbiamo Abbiamo passato. ancora capito se sia un premio o una consolazione tutto questo. Scopriremo domani. Già. Eccoci arrivati in Duomo, adesso andiamo a incontrare le nostre amiche. Forza, salutate. Ciao. Stiamo cercando di fare una foto. Stiamo andando da Primark perché ci hanno detto che ci sono i saldi. Quindi Primark con i saldi, nel senso che compriamo le cose con tipo 50 centesimi. Così. Alla fine ho trovato solo questo qua che non è in sconto, però vabbè. È una cosa che mi serve perché prossimamente devo fare un viaggio, quindi mi serve assolutamente un power bank e poi è sempre utile. Siamo anche andati a fare la spesa perché stamattina ci mancavano un bel po' di cose, quindi seconda spesa del giorno. Lui è perplesso perché mi deve accompagnare. Missioni fatte, adesso possiamo riposarci per il resto della serata. Bene, ora posso collassare per un po' e riposarmi finalmente. Prima mentre ho fatto la spesa ho comprato anche il LED perché si è fulminata la luce della cappa, quindi mi serve la luce mentre cucino, quindi ho deciso di prendere una striscia LED bianca da mettere tutta qui. E adesso la monto, vediamo un po' cosa ne uscirà. Della verità, l'ho messo tutto e adesso proviamo ad accendere. Wow, super bella, top. Sono molto soddisfatto perché è super luminoso ed è esattamente quello che volevo, perché ormai questa qua non funzionava più, quindi top, bellissima, approvato. Una metafora perfetta. Sono appeso al maffone con i miei piedi. Bene, è il momento di iniziare con la cena e prepariamo l'avocado toast. Adesso ci guardiamo un bel film mentre ceniamo, leggeri. Poco fa ho scoperto di non essere passato all'esame, purtroppo, però beh, ci rido su perché ho preso 7 su 30, quindi immaginatevi. E niente, è una cosa che succede purtroppo all'università, quindi se state affrontando un periodo vi bocciano l'esame, voi ridateci su perché tanto non ci si può fare nulla. Nel mentre ho preparato delle cheesecake, così per tirarmi sul morale, e niente, inizierò
inizierò a mangiarle da domani perché devono stare in freezer. Questo vlog è finito, spero che vi sia piaciuto e che ne vorrete altri, perché è uno dei video che mi piace di più registrare, dato che vi porto con me in tutta la giornata e vedete un po' quello che faccio. Oggi è stata una giornata un po' più produttiva rispetto al solito, perché quando sono in sessione ovviamente sono a casa 24 ore su 24 e non esco per giorni o settimane, come appunto quest'ultimo caso in cui ero a casa per 2 settimane e oggi è stato l'unico giorno di libertà, quindi niente, spero che vi piaccia. Oddio, spero che non abbia bagnato tutto. Spero che vi sia piaciuto e vi ricordo di seguirmi anche sugli altri social, che sono Ig e Tut, perché se no mi bannano. E niente, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e un commento, fatemelo sapere e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!